Bentornati a Biasantes. La scorsa settimana insieme a Bruno Lombardi avevamo parlato del romanzo Chiteria, mentre invece questa settimana, ce l'aveva già anticipato in chiusura, parleremo di ferrovie e il video che abbiamo appena visto ci ha introdotto in questa chiacchierata che adesso faremo proprio insieme a lui, a Bruno Lombardi. Ciao Bruno, bentornato. Grazie a te e buongiorno a tutti. Allora, ferrovie, questa locomotiva in Sardegna che gira, che abbiamo appena visto. Certo, sulle locomotive, insomma, sulle ferrovie in Sardegna è stato scritto tanto, però ancora tanto c'è da sapere. È stata certamente un'epopea, così si può dire, è stata certamente una grande impresa che ha portato sotto il regno di Savoia, quindi sotto il regno appunto poi d'Italia, questa novità che ha cambiato notevolmente il mondo non solo dei trasporti ma anche l'ambito civile, no? Se vogliamo, no? Appunto delle persone che potevano raggiungere alcune località. E stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento ovviamente, quindi dal 1860 in poi, anche se ricordiamo, prevalentemente viene ricordato Benjamin Piercy, no? Questo grande inglese, no? E appunto abbiamo anche a Bolotana ancora i resti, no? Insomma, i resti, insomma, certo, è stata riportata da poco, insomma, in auge, se vogliamo dire così. È interessante però sapere che ci hanno lavorato tanti sardi. Tanti grandi nomi, non riusciremo a dirli tutti. Oggi mi voglio soffermare su un nome importante, importantissimo al tempo, e oggi praticamente non conosciuto, di un sassarese, quindi parliamo di un nostro concittadino, caro Graziano, e si chiama Mario Calvia, fratello di Pompeo Calvia, figli quindi del grande illustre Salvatore Calvia, il patriota, architetto, insomma, e che più ne ha più ne metta, e Mario Calvia ha partecipato dal 1876 in poi a questa grande avventura come direttore tecnico all'interno appunto della società appunto delle ferrovie sarde, quindi nella compagnia appunto dove Piercy era, diciamo, no, il punto più alto, fino quindi a progettare e lavorare poi sul campo come direttore capo tecnico aggiunto, insomma, con tante altre certificazioni, per quelle che poi alla fine sono state almeno 3.000 più di 3.000 chilometri almeno, insomma, di strade ferrate. Quindi ha lavorato sia per quelle che riguardavano le ferrovie, diciamo così, del settore ordinario, e poi nel secondo lotto, quello che poi però è stato fatto sotto la società italiana, quindi dopo Piercy, per quelle che erano a scartamento ridotto, oppure insomma chiamate anche le secondarie, che ovviamente hanno messo, insomma, hanno dato la possibilità ad altre zone della Sardegna che all'inizio erano tagliate fuori dal primo lotto, chiamiamolo così, no? Delle ferrovie, di essere appunto, insomma, un po' più legate e vicine, dove noi ricordiamo che in altre parti del mondo la ferrovia ha cambiato totalmente la società, e anche in Sardegna è stato così ovviamente. Mario Calvia riesce ad essere un fulcro importantissimo, così stimato anche dagli inglesi stessi, con alcuni poi lavorerà ancora nel primo ventennio, se vogliamo, del Novecento per le ferrovie che riguardano quelle che sono le sulcesi iglesienti, quindi le miniere, e avrà un grande rapporto anche lì, un grande apporto tecnico, ma anche la sua grande umanità. Tra gli inglesi c'è questo Naylor e questo Griffin, che riescono ad avere una grande amicizia, appunto, proprio perché Mario Calvia era stimato dal punto di vista proprio tecnico, umano, professionale. È importante far capire questo, perché molte volte negli studi noi cerchiamo di dire, non so, solo i grandi nomi o solo le cose basilari, insomma, i numeri, no? La rete, i chilometri. In realtà è interessante capire quale sia stata veramente questa forma di lavoro al tempo, in condizioni particolarissime, condizioni anche in cui loro stessi, e tra gli scritti appunto di Mario Calvia io li ho letti, si dice anche di alcune avversità della gente del posto. Lui era anche un agrimensore, quindi doveva fare anche certe misurazioni, no? Insomma. E quindi era un periodo molto difficile, e soprattutto si stava lontano mesi, no? Lontano mesi da casa, in condizioni particolari, dovevano dormire a volte anche all'addiaccio, anzi più di una volta, perché non è come oggi magari che
in poco tempo da una montagna, insomma, riesci a scendere, insomma, a ritornare non so, con gli orari lavorativi e ritorni al campo base, se così vogliamo. Invece io ho letto in tante sue carte, addirittura anche cartoline spedite alla famiglia, che ha dormito anche, insomma, all'addiaccio sopra dei tavolacci. Quindi erano persone che, nonostante avessero quel titolo, insomma, ingegnere, lavoravano veramente sul campo, restavano a contatto con la terra e a contatto con gli operai in condizioni in cui anche alcune malattie erano quasi all'ordine del giorno. Ne vorrei raccontare una: in alcuni lavori che lui aveva fatto tra Macomer, Bortigali, insomma quelle zone, tra misurazioni, siamo ai primi del Novecento, una tempesta di sabbia, per così dire, da Macomer arriva verso Bortigali e lui ha questa infezione agli occhi che riesce a curare solo con alcune medicine del tempo, ovviamente, e che ha saputo che a Macomer questa infezione agli occhi, per una semplice, tra virgolette, diciamo così, tempesta di sabbia, veniva curata in quel modo. Ecco quindi che non era un lavoro così, diciamo così, di comodo, no? Per un ingegnere, no? Non era solo di scrivania, era proprio un continuo contatto, e la pressione psicologica credo che la facesse da padrona in quel periodo, quindi dovevi anche combattere contro quelle che erano le particolari, no, condizioni magari che si potevano creare tra gli operai stessi, oltre che appunto anche dal punto di vista animale, con i muli, cioè dovevamo trattare tutto questo aspetto. Erano località che si raggiungevano solo con questo tipo di trasporti. Mi viene da dire quanta necessità ci sarebbe stata di una persona di quel genere oggi per rilanciare tutto il trasporto ferroviario qua in Sardegna, il raddoppio famoso delle linee, eccetera, eccetera. Ce ne sarebbe stato davvero bisogno. Certo, considerando anche che è vero che il progresso cambia le società e ti porta a quello che è lo star bene, quindi magari a non essere così più preoccupati di alcune cose che si devono fare. Però è anche vero che alcuni ideali, alcuni anche modi di lavorare, di pensare del tempo, potrebbero sicuramente ancora oggi dare una grossa mano, dal punto di vista della mentalità certamente, e forse anche della professionalità. Va bene Bruno, prossima settimana sarà probabilmente l'ultima puntata prima di andare verso le meritate vacanze, e naturalmente poi riprenderemo a settembre. Ma di cosa parleremo poi in chiusura nello specifico? Chiuderemo ancora una volta con un sassarese, ancora una volta poco conosciuto oggi, anzi quasi per nulla, ma al tempo era un sassarese che aveva una grande fama internazionale, soprattutto per quanto riguarda il suo amore e le sue denunce sulla conservazione, sulla perdita dei monumenti nazionali. È ancora una volta un sassarese, e quindi alla ribalta. Sì, ed è, va bene, possiamo dire, ed è Antonino Calvia, un altro fratello dei Calvi. Tu proprio stai... Questa è importante perché Sassari ha offerto questi grandi personaggi, ed è necessario che oggi i nostri amici conoscano questi personaggi che non hanno voluto niente in cambio. Sempre i Calvia, quindi la saga dei Calvia mi sembra un po' quella dei Forrester in Beautiful. Beh, è una trilogia, no? Quindi... Va bene, allora appuntamento a giovedì prossimo, grazie a Bruno Lombardi, e giovedì prossimo saremo ancora qua con una nuova puntata di Biazantes. Grazie.